In questo periodo si sta occupando meno di manifestazioni, infatti ringrazio veramente gli Spippiusu, sono delle grandissime persone, siete dei grandissimi guerrieri tutti quanti, siete dei grandissimi guerrieri tutti quanti. Adesso le magliette bianche stanno seguendo altri canali, stiamo tentando di far mettere le manette a qualcuno, che non sarebbe male, tramite la giustizia. Abbiamo creato un canale dove ci sono centinaia di medici e sanitari, si chiama il gruppo Uniti si vince, perché questa è la verità, è l'unica verità ragazzi, Uniti si vince, e non pensate di essere pochi, perché siamo tantissimi. Adesso il compito che abbiamo noi, oggi siamo 500, la prossima volta dovremmo essere 5.000. Vi preannuncio una cosa ragazzi, adesso insieme a Francesca, a Nicola, a Walter e a Stefano, a tutti i ragazzi dei Spippiusu in Defensa, organizzeremo una manifestazione che farà il giro del mondo, li facciamo cagare addosso tutti quanti. Vi facciamo vedere con l'intelligenza, con il cuore e con la pace, come si fanno le manifestazioni serie. Grazie ragazzi, mi raccomando, dovete andare in giro a spiegare alla gente che con la mascherina si muore. Questo dovete dirlo. Dovete stamparvi i documenti scientifici dell'Istituto Superiore della Sanità, e qui ci sono un gruppo di medici, di sanitari che lo sanno benissimo del nostro gruppo, si sono uniti a noi e dobbiamo supportarli, perché bisogna portare centinaia di sanitari. Loro ci possono salvare sicuramente, perché bisogna estrapolare le verità di quelle merde di ospedali. Adesso scusate ragazzi, racconto solo una cosa e vi passo il microfono. Ho parlato con uno di questi sanitari. Vi posso dire che non sono gli ultimi arrivati, io sto seguendo persone che, posso dire, magari è brutto, sono veramente potenti, per farvi capire ragazzi come siamo messi. Gli ho detto, questo è un cardiologo, gli ho detto dimmi una cosa, ma abbi pazienza, ma è vera questa cosa che si dice, della miocardite, dei problemi cardiaci? Mi ha detto, non hai idea dei bambini, dei miei pazienti che hanno problemi, non avete idea! E io gli ho risposto, allora perché cazzo non lo dite? Mi ha risposto, sapete cosa mi ha risposto? L'abbiamo detto, ci bloccano, ci vogliono sospendere, ci tolgono le licenze, li dobbiamo proteggere perché devono sentirsi sicuri! Noi abbiamo fatto la manifestazione il 30 luglio dove erano tutti sanitari ragazzi, adesso purtroppo non eravamo uniti, adesso siamo uniti con i Spippiusu, la rifacciamo, portiamo i medici, portiamo gli infermieri, le host, tutte quelle persone che girano intorno al mondo della sanità. Grazie ragazzi, io sono veramente onorato, grazie per avermi accettato in questo gruppo. Le magliette bianche sono onorato, ci mettiamo tutti a disposizione di bellissima gente come voi. Siete meravigliosi ragazzi. Grazie di cuore. No, sono due gruppi diversi, ok. Grazie, buonasera a tutti quanti, cari amici. Grazie perché è una serata bellissima. Io aspettavo da tempo, ho vissuto con grande soddisfazione la nostra sosta di fronte alla RAI, perché è veramente una vergogna il modo in cui vengono date le informazioni riguardo a tutto questo. Si sente? Così va meglio? Ok. Allora di nuovo grazie a tutti. Io mi chiamo Marcella Azzori, lavoro come advisor per la Commissione Europea in materia di tecnologie emergenti. Mi vuole proprio occuparmi delle trasformazioni sociali e politiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie. In questi anni, insieme a qualche collega, pochissimi veramente, abbiamo lavorato un po' come dei guardiani della soglia, cercando di proteggere i valori umanistici nell'applicazione delle tecnologie digitali, cercando di evitare
una deriva tecnocratica. Dico due parole riguardo il ruolo dell'Unione Europea, delle istituzioni europee relativamente a quello che sta accadendo. Parto da un paradosso che è semplicemente pazzesco. Allora, se voi mi chiedete oggi di che cosa è fatta l'Unione Europea, io vi dico che è fatta di parole. Le parole creano i trattati istitutivi dell'Unione Europea, creano i regolamenti, le raccomandazioni con cui veniamo ogni giorno inondati in ogni settore della nostra vita. Le parole creano realtà, definiscono i nostri valori, i diritti, i doveri, definiscono pratiche istituzionali per i governi, per i cittadini, per le imprese in 27 nazioni. Per darvi un'idea di quanto l'Unione Europea tenga alle parole, vi dico che ogni anno l'Unione Europea spende oltre 1 miliardo di euro soltanto in traduzioni di documenti e in comunicazioni interne che devono essere garantite in 24 lingue ufficiali. Allora, qui c'è il paradosso, abbiamo questa bulimia istituzionale di parole, però di fronte a quello che sta succedendo oggi in Europa con milioni di cittadini che sono per strada, come reagisce l'Unione? Silenzio completo, non una parola che sia una. Com'è possibile una cosa del genere? Non una parola sugli effetti discriminatori del Green Pass, sugli effetti devastanti per i lavoratori che vengono ricattati per poter tenere un posto di lavoro, non una parola che sia una, soprattutto sulle reazioni avverse e sulla gente che muore. Non una parola, la gente muore, l'Unione Europea non ha un accidente da dire. Basta con l'UE! Basta! Giustamente qualcuno dice la magistratura stessa identica cosa, i costituzionalisti stessa identica cosa. Silenzio delle istituzioni europee. Adesso la Commissione europea ha fatto sapere che loro agiscono soltanto praticamente come comitato d'acquisto collettivo per i Paesi membri per comprare vaccini. Basta, non gliene frega nulla della gente che muore, delle discriminazioni che vengono fatte ogni giorno, non gliene frega assolutamente niente dei nostri diritti costituzionali. Allora tutto ciò è inaccettabile perché i trattati istitutivi dell'Unione Europea stabiliscono già nel preambolo, guardate, il preambolo, non sto a sciogliere gli articoli, già nel preambolo i trattati istitutivi garantiscono i diritti fondamentali e inalienabili delle persone, garantiscono i diritti costituzionali, garantiscono la libertà, la democrazia e la non discriminazione. Quindi tutto questo è inaccettabile. Due parole ancora su questo Green Pass dal punto di vista proprio tecnologico, che non ha nulla a che fare con la presunta pandemia, che è una farsa. In realtà quello che si sta cercando di fare è di sovvertire il nostro rapporto tra cittadini e autorità. Vogliono importare un modello asiatico, cinese, che non ha nulla a che fare con le tradizioni europee, non ha nulla a che fare con il nostro assetto costituzionale. Allora io mi dico, nel 2021 l'Europa doveva già essere pronta dal punto di vista sociale, giuridico, politologico, a resistere ad assalti di questo tipo. Com'è possibile che nel 2021 ancora non abbiamo capito che la tecnologia va usata per far avanzare l'uomo, non per annichilirlo, non per distruggerlo? È incredibile che siamo così sprovveduti, arriviamo nel 2021 a non capire questo, e di nuovo magistrati costituzionalisti che dovrebbero sì essere i nostri guardiani della soglia, dove sono queste persone? In silenzio, che è la parola d'ordine dei codardi e dei corrotti. L'ultima parola, guardate, io non so quanti di voi conoscano, si ricordino di Adriano Olivetti, che negli anni 50, questo grandissimo
grandissimo ingegnere, imprenditore, ma anche umanista e antroposofo, ci aveva avvisato, ci aveva detto: guardate che la scienza, la tecnica possono essere consegnate ai nostri figli per la loro liberazione, soltanto in un ordine che sottoponga la scienza e la tecnica a vere, autentiche forze spirituali. Se l'uomo si sottrarrà alle vere, autentiche forze spirituali, noi costruiremo soltanto ordigni